Riciclaggio nei cantieri navali, arrestato operaio di Marghera e boss della mafia. Gazzettino di Padova, giovedì 18 aprile. A Mestre si era trasferito 6 mesi fa. Con la moglie incinta e 2 figli piccoli, era andato ad abitare in un appartamento di un palazzo in via Pio X. Lavorava come operaio in un cantiere navale di Marghera. Una presenza, la sua, monitorata passo passo dai carabinieri in stretto contatto con la direzione distrettuale antimafia di Palermo. Viste le credenziali del sorvegliato speciale, salito al nord perché colpito da divieto di soggiorno nel capoluogo siciliano. Stiamo parlando di Vito Galatolo, 40 anni, figlio di Vincenzo, capostorico della Monica Cosca, fra le più potenti di Palermo, che controlla il quartiere di Acquasanta Arenella, dove ha sede la Fincantieri. Il nome Galatolo è legato agli episodi più neri della criminalità organizzata siciliana, come l'assassinio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e gli attentati a Giovanni Falcone, come quello fallito all'Addaura. Il figlio del boss è stato arrestato nella sua casa mestrina ieri all'alba, trasferito in carcere dagli investigatori della DIA di Palermo nell'ambito di un'inchiesta che avrebbe accertato la diffusione e l'infiltrazione di Cosa Nostra nei principali porti dell'Adriatico, compresi Marghera e Monfalcone. Ai domiciliari la moglie Maria Concetta Matassa, che secondo gli inquirenti garantiva i contatti tra il marito e Rosalia Viola, 46 anni, finita anche lei in carcere, moglie di Giuseppe Corradengo, 49 anni, uno dei principali prestanome della famiglia Galatolo. L'obiettivo è quello di riciclare al meglio nel settore navale i proventi delle attività illecite di Cosa Nostra. Sotto sequestro sono finite diverse società, tra cui Nuova Naval Coibent SRL con sede a La Spezia, Eurocoibenti SRL e Savevar SRL, entrambe con sede a Palermo. Il procuratore di Palermo, Francesco Messineo, ha commentato: bisogna sottolineare che i momenti di crisi economica che il paese attraversa aiutano in un certo senso l'azione mafiosa, perché mettendo in difficoltà molte imprese le costringono a cercare rapporti impropri o comunque a sottomettersi alle richieste economiche mafiose pur di ottenere capitali da investire. Sotto questo profilo, dunque, la crisi rappresenta una congiuntura positiva per la mafia.